Prova? Dicemos. Tornamos in dai secus a sa, ecco, a inocche, quindi munnanne, ite capitat cordas e tenores, chi terra tenores e bocches, in che mariposa, una canzone, dove Pascale Cazzede, su tenore dei vizi, del mondo loco, cantan Parisi in un concordo in tono perfetto. Vizi e sta vero la vita di ascoltare. Io l'ho sempre nato uno del sospetto del vizzichero resta su canto a tenore, non solo, ma vamos, cantante seppure del Gabbale, a chitarra, a concordio, insomma, a complessa, a gruppo, e quindi a vero visti è un produttore di uno bene che era di ascoltare musica, sonoro, oches e così via. Vizi quindi è davvero la idea di ascoltare. Non contate via, non cantate via visti su connotto, ma inventate, crea novità. Che mariposa, esito online, mercoledì 13, cioè crasa, e toccata de non si la perde. Grazie a Manna, a Pascale Carzedda e a tutto il tenore Raimondo Elocu, una risorsa di importumanno pro sa vita. Beneveneto questo associo de artistas de chitarra e de tenore. Chi si presenta a Parisi e vi assicuro, io ho ascoltato già qualche parte di questa canzone e vi assicuro chi si intonano proprio bene, insomma. Abbiamo cercato di avere un intono tra su rap e sostenore. Naro che non è che si era resistito completamente, invece Bonaro che quest'opera che ha fatto, questa canzone che ha fatto Cartedda, Pascale Cartedda, che su tenore Seremone Luccu, Decken, insomma, ecco, un pacco si associa su che hanno fatto Paris Mahmood in Sanremo, cioè un'associazione resessita. Boh, rassicuro che è una bella cosa. Bene, che capita, abbiamo su circo, Maccus, Rinarata che presenta, White Star, domenica 7, a Sa, Giornica 40, ben prasta adesso, marcato, corso Vittorio Veneto, prasta sport, passa sul mercato dedicato a fratelli Preiata, insomma. I Tebamus, trapezio, cambio, cerchio aereo e contorsioni, corda aerea, trampoli, cerchio aereo, verticali, trampoli e direzione messa in scena. Il personaggio, non tutto va bene, ma con l'epoca non, tanto, non è gente che conosciamo, ma comunque va tutto tanta gente che vi lavora, ha fatto lo staff organizzativo, un team tecnico, poi va artista, insomma tanta gente chi anche nel questo spettacolo no, da apprezzare, insomma, vamos a essere poi la baitare. Se è possibile fare questa ripresa, a dare pure qualche videata, insomma, in diretta. Questa che parte di Natale nel cuore della Sardegna, dal 6 al 29 dicembre 2025, 16 spettacoli itineranti nei comuni del nord Sardegna, parate luminose, danze aeree, trampolieri, giocoleria, gran finale in piazza e naturalmente l'internet in piazza Sproni e su caso nostro, là che Nindese, Lobisti, Nugoro, Macumere, Isili, Seui, Nurri, Bosa, Tortolì, Sorgono, Barissardo, Lanusei, Fonne, Tertenia, Torpè, Budoni e Siniscola. Bene, bene. Andiamo da innanzi e andiamo sul giornale, operai morti, guarderà il sequestrato, scoppia la guerra tra le province e in che vintramo scuro commenti, visti che ho visto, dato che abbiamo su presente questa provincia. Seoni, Nuoro ci deve 23 milioni, mancano anche i fondi per la strada provinciale numero 27. Seoni è il presidente della provincia di Ogliastra, che manca mezzo abitante, Giuseppe Ciccolini, provincia di Nugoro. Tutto quindi è scominciata la polemica, in che chi è pone da su pranzo come o questo tra il morto egiziano,
Villa Grande Stresaili, inchiesta aperta, guarda là il sottosequestro, disposte anche le autopsie. Si dovrebbero in queste ore si dovrebbero in queste ore nella sala settoria dell'ospedale di Nostra Signora della Mercede di Lanusei eseguire l'autopsia. Ma il giorno dopo il terribile schianto che ha spezzato per sempre le vite di 3 giovani operai di origine egiziana, Tamer, eccetera, eccetera, e così via, giunti a Villa Grande Stresaili solo pochi giorni prima dello schianto per lavorare a un cantiere edile del post-alluvione, oltre alle indagini e al dolore, monta decisa anche la polemica. La solleva Alessio Seoni, sindaco di Villa Grande, ma soprattutto in questo frangente neopresidente della rinata provincia Ogliastra. Una polemica legata in qualche modo anche alla strada teatro dello schianto mortale di domenica mattina e figlia di una questione vecchia da alcuni mesi. Dal mese di maggio scorso la provincia di Nuoro non trasferisce alla nostra provincia i fondi che ci spettano destinati alle strade e alle scuole, dice Seoni. Sono circa 23 milioni di euro in totale e tra quelli ci sono anche i circa 9 milioni per far partire il progetto destinato a realizzare un nuovo ponte a valle di quello dove domenica c'è stato l'incidente. Un progetto che servirebbe a rendere più sicura quella strada provinciale, la numero 27, perché eliminerebbe un po' di curve e tratti insidiosi che invece da tempo è fermo perché ci mancano i fondi, o meglio, la provincia di Nuoro non ce li trasferisce insieme agli altri soldi destinati a diversi cantieri per migliorare la sicurezza e le condizioni delle strade e delle scuole nel nostro territorio. I divosi tenere a Ciccolini. Allora, dunque. È da mesi, aggiunge il presidente sindaco Seoni, cioè, perché davvero non si può andare avanti e così via. Niente, ma nel frattempo Villa Grande dintorni non batta nessuna dichiarazione. Qualche elemento, dopo le autopsie di 2 corpi e 3 ragazzi, non va nessuna dichiarazione da parte dei Ciccolini. Benissimo, andiamo da innanzi. Ferrovia Nuora Basanta riparte la mobilitazione. Associazioni, sindaci e comitati alla regione. Prema su RFI, cioè sulle ferrovie del Stato, insomma. I sindaci del territorio, associazioni, sindacati e ditte del settore, è stato un coro unanime per sollecitare il progetto di fattibilità della nuova linea ferroviaria Nuoro-Basanta, quello che si è levato dopo la presentazione nei giorni scorsi alla Camera di Commercio del Piano regionale dei trasporti con l'assessora Barbara Manca e la presidente Alessandra Todde. Un incontro che ha rilanciato e in modo deciso la mobilitazione promossa dal Comitato Trenitalia Nuorese, che da anni punta a dotare Nuoro delle ferrovie dello Stato, visto che è tuttora l'unico capoluogo sardo e dell'intera Italia che ne è priva e continua ad avere i binari a scartamento ridotto. Va bene, andiamo da innanzi. Un museo dedicato alle donne, ecco qua, questo è a 10 anni dall'uscita dell'ente torna nella fondazione Nivola di Orani con 25.000 euro. Dalla provincia 120.000 euro a Orune per la storica casa Murgia, quindi un museo dedicato alle donne, este in Orani. No, scusate, è in Orani. Allora, Orune avrà un museo a suo modo speciale perché con la stessa impostazione non se ne trovano altri.
sarà dedicato alla figura femminile, eccolo qua, cioè qui in Destino Lune. Sarà dedicato alla figura femminile, sorgerà nella storica Casa Murgia, nel cuore del paese. Il progetto può contare su 120.000 euro in arrivo dalla provincia di Nuoro, che a proposito di musei si prepara a rientrare nella Fondazione Nivola di Orani, finita di recente in acque burrascose, e quindi il Museo della Donna è in Orune, invece sul titolo noi scritti a 10 anni dall'uscita, l'ente torna con 25 milioni di euro nella Fondazione Nivola di Orane, un museo dedicato alle donne però, non in Umbe, ed è invece in Orune. La delibera. A Orune le donne sono da sempre protagoniste della vita culturale e politica. I fondi della provincia serviranno per una progettazione unica e organica finalizzata a realizzare uno spazio espositivo e artistico legato alla figura femminile, spiega il presidente Giuseppe Ciccolini, sulla base della delibera adottata dal Consiglio provinciale nei giorni scorsi. È un tema che lascia spazio a vari sviluppi culturali e sociali, aggiunge. Il museo valorizzerà le donne da sempre al centro della vita comunitaria, a iniziare dalla prima sindaca Margherita Sanna, come pure Casa Murgia, edificio padronale su più livelli affiancato al municipio, dove nel tempo gli interventi sono stati frammentati. Il nostro obiettivo è consentire al Comune di Orune di dotarsi di una progettazione unica che sia strumento necessario per ottenere i fondi per realizzare una infrastruttura culturale museale che rappresenta una nuova opportunità sociale, dice Ciccolini. Va bene, questo del museo dedicato alle donne ve l'ha inteso a Peppe già dai Parizzo temporo ma non pro Orune o un'altra idea. Areidone, disastro per la Sardegna, i comitati, il governo mette a rischio 100.000 ettari, serve la Pratobello 24. Poi arrivano i 41 bis a Utta, no all'isola Caienna, ma figurati, era che lo scomentesimo no all'isola Caienna. Oh, yeah. Il Ministero chiarezza sull'impatto del maxi piano offshore di Gallura. 90 le richieste al centro dell'impatto sulla sicurezza e sull'ecosistema marino. Troppe le 72 pale oltre 300 metri dal progetto Poseidon. Alte oltre troppe le 72 pale alte oltre 300 metri del progetto Poseidon. Le pulci al gigante le fa il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ufficio della Commissione Tecnica PNRR, al colossale progetto del parco eolico offshore che la società Poseidon Wind Energy SRL vuole realizzare al largo della costa nord-orientale della Sardegna. Oltre 90 richieste di integrazione rispetto ai documenti depositati per capire quanto 72 pale alte quasi 300 metri e a 40 km dalla riva potrebbero per esempio impattare sul paesaggio, sulla sicurezza della navigazione, sull'equilibrio dell'ecosistema marino, sull'economia della Sardegna, ma anche per avere contezza della fattibilità del progetto, visto che la tecnologia proposta non avrebbe precedenti e delle ricadute sul territorio e sulle sue attività legate alla presenza di infrastrutture a terra. Non solo, alla società viene richiesto di dare un responso alla pioggia di osservazioni arrivate dagli enti regionali. Documenti presentati finora da agosto 2024 non fornivano risposte sufficienti. Siamo all'arrembaggio, che questa terra chi ebbe ipoteta segno il depruso. Prova? Diciamo che sì. Areidone, guerra allo Stato. Per l'isola sarà un disastro. Per gli attivisti la soluzione
in grado di bloccare l'assalto è contenuta nella Pratobello 24. In effetti poi questo noi siamo tanto di accordo che cioè, è vero che la Pratobello 24 è una risorsa, ma è comunque una legge di seconda fila rispetto a sul decreto strategico dove si sta. In un tutte le leggi regionali, le statali e così via colano in seconda vila e quindi andiamo qui. È chiaro che la Pratobello 24 sicuramente ha un impatto metapolmano della legge numero 20 di questa regione, ma che hanno battuto una strategia dello Stato ti ha che feraccu che sia legge che tu hai a casa. L'unica cosa che timene è questa ostilità ambientale, timene la mobilitazione della gente. I comitati stanno cedendo 100.000 ettari di territorio agli speculatori. Sottoterra, cova caldissima, la brace. Il nuovo decreto aree idonee non piace ai comitati che invocano l'approvazione della Pratobello 24 prima che sia troppo tardi. La decisione che è stata presa a Roma, argomentano, si traduce in un vero e proprio disastro che il futuro del territorio per il futuro del territorio sardo. Forse anche per questo nei giorni scorsi la governatrice Alessandra Todde ha annunciato che la regione difenderà l'isola davanti alla Corte Costituzionale, perché lo Stato non può essere azzerato per decreto. In ogni caso affondano il colpo i comitati, stiamo consegnando 100.000 ettari del nostro territorio alle multinazionali dell'eolico e dell'agrifotovoltaico. Insomma, è guerra allo Stato su tutti i versanti. Bene, visiamo pure noi in questa guerra, criteri errati nelle carte, a puttificare si esulta per lo stop al fotovoltaico. Giuseppe Tanda, i nostri studi per l'UNESCO sono serviti. A Puttifigari torna a farsi sentire la voce della comunità, ma questa volta sono parole di sollievo. La decisione del MAS di avviare l'annullamento della valutazione di impatto ambientale sul maxi impianto fotovoltaico di 86 ettari ha ridato fiato ad un paese che vede nel Domus de Janas de Sincantu non solo un tesoro archeologico, ma un pezzo della propria identità collettiva. Detenuti al 41 bis, noi siamo diventati la galera dell'Italia, nel carcere di Utah tutti uniti per il no. Ornano, purtroppo arriveranno, Todde, decisione calata dall'alto. Beh sì, ma Carlo B. Todde e il suo governo hanno avuto 41 bis a Sassari, insomma, e quindi siamo esperti. Arriveranno, sentenzia la Presidente del Tribunale del Riesame Maria Cristina Ornano, gelando le centinaia di persone che affollano l'aula consiliare. Per me è cosa certa. Parla dei 92 detenuti al 41 bis, destinati al carcere attivo da 15 anni a Utah e snocciola i dati. La Sardegna, con le sue 10 carceri, colonie e REMS di Capoterra incluse, ospita già il più alto numero di detenuti rispetto ai residenti, uno ogni 670. Il Veneto ne ha uno ogni 1437, il Trentino uno ogni 2000. In tutto nell'isola i reclusi sono 2547, di cui 93 sottoposti a regime di massima sicurezza. Con i nuovi quindi saranno 185, troppi per il sistema carcerario isolano che il presidente dell'Ordine degli Avvocati della Sardegna, Matteo Pinna, definisce un disastro civile e pericoloso. Il rischio di infiltrazioni da parte della comunità organizzata con l'arrivo nell'isola di detenuti e dei loro familiari. È concreto, scandisce Ornano in un'aula consiliare dove sono riuniti su invito del sindaco Giacomo Porcu, un bel po' di sindaci, ma anche parlamentari e consiglieri regionali del Sud Sardegna. Nessuno del centrodestra, nota il presidente del Consiglio regionale.
Giuseppe Frau. Gestione dell'acqua e fondi del Consiglio. Scontro Todde PD. Domani si elegge il vertice di Egas. Vetto dei Dem all'uscente Albieri, e cioè Albieri è praticamente 5 Stelle e quindi è scralo che come 5 Stelle lo che tornare a sistemare. Domani si elegge il vertice dell'Egas, vetto dei Dem all'uscente Albieri. Io non so Dem, ma in questo caso condivido pienamente. Stavolta il PD non ci passerà sopra. Domani il comitato istituzionale d'ambito si riunirà per designare il nuovo presidente di Egas, l'ente che controlla Abanoa. L'uscente è il sindaco di Calangiano, Fabio Albieri, eletto a suo tempo nel centrodestra. Il problema è che la presidente della regione Alessandra Todde, sostenuta dal campo largo, intende dargli ancora fiducia. I Dem, quasi che scolata 5 Stelle, i Dem non ne vogliono sapere e l'eventuale riconferma rischia di determinare una frattura insanabile a poco più di 3 anni dalla fine della legislatura. Il presidente sarà indicato dalla governatrice e da 10 sindaci, 4 di area PD, il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, un sindaco di Orizzonte Comune e 4 primi cittadini del centrodestra. In pratica l'Ago della Bilancia sarebbe l'amministratore vicino al partito di Franco Cuccureggio, che potrebbe decidere di dare mano forte alla governatrice, la quale vorrebbe convincere anche Zedda, magari garantendo a strettissimo giro l'annunciata nomina del capogruppo dei progressisti Francesco Agus alla guida dell'agricoltura, al posto del dimissionario Gianfranco Satta. Per il momento, infatti, Todde conserva l'interim e c'è chi giura che sarebbe intenzionata ad affidare la delega ad Agus solo a finanziaria approvata e nell'ambito di una verifica più generale. Nota bene, poi non solo il fomine schiacca sull'imperatore, vabbè, non va a differenza. Sui medici in pensione la Corte Costituzionale dà ragione alla Sardegna, cioè praticamente possono tornare a lavorare. E oggi l'udienza sui commissariamenti, cioè pure questo commissario nominato da quella maniera, tutto dei 5 Stelle, la questione di legittimità costituzionale sulla norma sarda che consente alle ASL di ricorrere ai medici in pensione per assicurare l'assistenza primaria non è fondata, cioè sul ricorso che ha fatto il governo non è fondato. Lo ha stabilito la consulta rilevando che si tratta di un tentativo di risposta alla contingente situazione di scopertura dell'assistenza primaria e della continuità assistenziale nel territorio regionale e che tale risposta rientra nelle competenze delle regioni in tema di tutela della salute, senza alcuna violazione delle competenze dello Stato. La Corte non ha quindi ragione, non dà quindi ragione al governo che aveva impugnato la legge, ma dà ragione alla Sardegna. Inoltre però baccarchi perplessità che le carcune di questa questione. Allora, vabbè, poi lo vediamo. Qualità della vita, al sud vince Cagliari. La città metropolitana è al 39° posto. Bene i laureati e le ore di sole, male la natalità. Cioè, non binasciti per nessuno manchi in Castiglia. Prete sardo vince lo Zecchino d'Oro, nel testo un ricordo di mia nonna. Don Francesco Marruncheggio racconta come è nata Ci pensi al vento, la canzone che ha vissuto in Sanremo. Abbiamo già istruito questa cosa, ma non vi fermiamo un attimo nella grande culla musicale che è lo Zecchino d'Oro. Quest'anno ha vinto un testo che sembra arrivare da un'altra epoca, panni stesi, pagine che si sfogliano da sole, bandiere che si muovono senza rumore. Si intitola Ci pensa il vento. Lo ha cantato una bambina di Monza di 9 anni, Emma Daccoli,
e lo ha scritto un prete di Oristano, Don Francesco Marruchelli, un parroco, ora parroco di Don Bosco a Sassari, uno che dice di essere meteopatico e che nel vento non vede solo un fenomeno atmosferico, ma una presenza che conforta, spinge e benedice. Un'idea semplice, quasi spirituale che ha conquistato tutti, bambini, adulti, persino Carlo Conti. Come è nata? Ci pensa il vento? Le canzoni nascono sempre da un sentimento, dalle emozioni che ci interpellano. È bellissimo quando queste emozioni riescono a diventare parole, come in questo caso addirittura musica. Alcune immagini le ho catturate dal mio vissuto. C'è dentro una dedica a mia nonna, anzi alle mie due nonne, nonna Maria Assunta e nonna Maria. Sono un po' meteopatico, amo il sole, il mare e le cose belle. Quando arrivavano le giornate cupe, mi rabbuiavo e nonna Maria, che viveva in casa con noi, mi diceva proprio quelle parole che ci sono nella canzone. Stai tranquillo, lo sai che il vento fa tanto per l'uomo. Mi ha insegnato a capire la bellezza degli elementi naturali ed è stato un incoraggiamento nel mio crescere, quel ricordo che è diventato il cuore della canzone. Bene, andiamo da innanzi. I detenuti del 42 bis in arrivo nell'isola, Todd Nordio non rispetta i patti, ma figurati. A Utta l'assemblea aperta sul trasferimento dei boss nel carcere cagliaritano e che quindi esa cosa parete chi non va pa freno, colonia carceraria, siamo colonia de tutto. Visite cancellate, liste eterne, le denunce dei nostri lettori. Un paziente, l'intervento chirurgico ha annullato senza preavviso. Siamo da uno disaccatasatelo i sanitate. Continuano ad arrivare le vostre segnalazioni nella casella di posta della nuova. Da quando è stata lanciata l'iniziativa, le vostre denunce sulla sanità parlano tutte la stessa lingua. Liste d'attesa eterne, visite cancellate e reparti in collasso. Un sistema, quello sanitario, che soccombe da decenni a problemi strutturali. Noi che abbiamo su chi vi ho parlato prima, medici in pensione, richiamati in servizio, la consulta dice sì, però è una che critica Antonello De Sole. Così tutti lasceranno il lavoro, cioè produce distorsioni sul provvedimento, cioè in area Antonello Sole c'è un ennesimo paradosso. Dentro la sanità sarda, medici giovani che non accettano gli incarichi perché mancano le tutele minime e medici in pensione che che tornano in corsia per tappare le falle. Una turbativa, la chiama Antonello De Sole, segretario provinciale di Fimini, Sassari, e avverte: la toppa rischia di costare più del buco. È vero, il primo compito di un sistema sanitario nazionale è garantire la tutela della salute, dice, ma questa decisione rappresenta una turbativa nei corretti rapporti tra medici e sistema sanitario. Oggi non c'è una vera carenza di medici, c'è una carenza di condizioni che li mettano in grado di accettare gli incarichi. Secondo De Sole, il problema è strutturale. Molti colleghi guardano il privato o altri incarichi perché mancano le indennità di infermiere, segretaria, rimborso chilometrico. Il forfettario previsto adesso è assolutamente insufficiente. Il risultato spiega è che aprire uno studio soprattutto in zone disagiate non conviene. Ecco, questo abbiamo nato questa proposta di legge che abbiamo fatto noi, che però non è stata da innanzi, cioè cosa da considerare il dottore condotto, cioè medico di base, continuare in italiano, come un'espansione della sanità pubblica. E in questo caso, insomma, non basta tutto questo scosto vanno a crollare, sono tutto canto a carico della sanità pubblica. E cioè, se non sono il dottore, non vi hanno a fare chimbe
ambulatorio o una condotta di chimba ambulatorio può arrivare a 1500 o pazientes. Cioè, questa cosa però è meta longa, la lasciamo a cannamos affrontare questo argomento. Tancamos che sa, pagina internazionale, attacchi preventivi in atto e bufera con cavo dragone contro sabotaggi più aggressività sul fronte ciber. Mosca e escalation, cioè praticamente Mosca lì che sta a mandare questo drone e che chiaramente è una provocazione e come los europeos rugano esa provocazione e naran aquí a che intervento preventivo, e cioè praticamente cercano di distruggere il loco dai non vedo o questo drone Spartan insomma che hanno bloccato aerei per tanto tempo, insomma è una cosa veramente incredibile. Trump a Maduro, vattene ora se vuoi salvarti. Trump scuse chieste ambinne sperando il suo premio, non premio, in realtà, Oscar per la pace, no, vabbè, che chiede colare per pacifista, però intanto este appunto a bombardare a Maduro, ponché lo cazzare, vai via subito, lascia il Venezuela se vuoi salvarti. È l'ultimatum che Donald Trump avrebbe lanciato a Nicolás Maduro nel corso di una telefonata nei giorni scorsi. Beh, ormai siamo in questo tempo, insomma, chi è io che tarmasa hanno invaditi, annette territorio o anche cazzata uno che governa te ne pone tu a convegna sua, cioè oramai siamo in questo tempo, ecco, non vado a spantare mai di nulla. Poi de Maccoso commenta Trump, Gallo de Manco. Colpite Indonesia, Thailandia, Malesia e Sri Lanka, cioè no, che siamo stati da un'alluvione, siamo stati chi ha fatto 1100 morti, questo poverito, insomma, che abbia sono che nessun tipo di assistenza. Hong Kong, l'ipotesi palazzi ristrutturati con materiale, capito questo loro palazzi che ci sono all'utto in Hong Kong, l'ipotesi palazzi ristrutturati con materiali scadenti. Rogo dei grattacieli, 13 arresti per corruzione. 13 persone sono state arrestate dalla polizia per l'incendio che la scorsa settimana ha devastato 7 delle 8 torri residenziali di Wong Fu Kur nel distretto di Tai Po di Hong Kong, causando almeno 151 morti. L'ultimo bollettino delle vittime, a cui si aggiungono 79 feriti e oltre 30 dispersi, ha rimarcato la gravità del disastro e le difficoltà delle autorità dell'ex colonia e di Pechino nel tenere a freno la rabbia per la tragedia, frutto di opacità e corruzione, mentre un attivismo civico è riemerso con prepotenza nella popolazione a dispetto della stretta cinese sulle autonomie delle città. In Hong Kong pure bisogna impalcatura già in bambù, che si allungano diretta, e pure sono locos di una modernità estrema, insomma, però in questa cosa evidentemente la sicurezza non la coltivano tanto. Bene, che in questo tancamo siete novas de hoy, bosamente a quest'ora bestes intero de Ciro, quindi tocca di andare a dare le scondolenze e noi siamo a interne storra Kral Manzano, fino a Kral Nova, sempre sperando buona. Vamos dai noca carchidie, ma è stata centenaria, una centenaria vittichese, insomma, tutto il dopo che la comprende del chi è, così e tutto gli schiffi, insomma, però. A mezzo vedere e diavano a tutto dai Vizi TV, adiosu e mentus a